Prossimi alla partenza i cavalli della terza corsa dal Savio, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, ritirato Geppetto, sono 10. Questo lo schieramento: 1 Giove Caff, 2 Give Me Black, 3 Geco Jump, 4 Google K, 5 Guantanamo Trio, 6 Gladiator Bar, seconda linea, 7 Grace F, 8 Gina Lux, 9 Gloria Caff, 10 Glory and Gold Ari. Pronostico che vede Gladiator Bar nettamente favorito, reduce da 2 vittorie, l'allievo di Alessandro Corsadoro, parte col numero 6. E però ha un'incertezza, sbaglia proprio Gladiator Bar. E in vantaggio è Guantanamo Trio, in poche battute sopravanza Giove Caff, sbaglia numero anche Google 4 K. Google K squalificato. Così, gran partenza numero 9 Gloria Caff Guantanamo Trio, che però squalificato. si getta di galoppo Numero a metà della 5 piegata, Guantanamo e così Trio in vantaggio è squalificato. Giove Caff su Give Me Black, su, scusate, Grace F. In terza posizione numero Give Me 8 Black, Gina in Lux quarta c'è Geco squalificato. Jump. Sono rimasti in 5 praticamente all'avanguardia, diverse rotture, 400 iniziali che se ne vanno in 31,3 con Giove Caff leader nei confronti di Grace F. La terza posizione per Give Me Black, poi Geco Jump e 600 vengono percorsi da Giove Caff in 48. Secca decelerazione con un 16,7 in curva. Numero 6 Gladiator Bar squalificato. Esposto a questo punto dalla terza posizione Give Me Black, e dopo un giro in 1,3,9 si porta a ridosso della leader Giove Caff. A contatto è sempre Grace F, poi Geco Jump. Intanto il chilometro è completato in 1,19,6, non c'è stata ancora accelerazione, 15,7 la frazione. Ora Give Me Black attacca, va su Giove Caff, 400 alla conclusione con Give Me Black che insiste su Giove Caff. I due alle prese sono perfettamente appaiati a 300 dalla conclusione. A contatto prova a rimanere anche Grace F, poi Geco Jump. Completamento della curva finale, ingresso in addirittura d'arrivo con Giove Caff che deve essere sostenuto perché attacca deciso Give Me Black. Give Me Black insiste, ma Giove Caff replica, ed è Giove Caff che sul palo riesce a reggere la bordata finale di Give Me Black. Terzo posto per Giove Caff, 29,3 a chiudere, 1,17 il ragguaglio conclusivo. Giove Caff riesce, pur con qualche affanno, a controllare tutti i tentativi di Give Me Black, che con un giro finale scoperto all'esterno cerca di piegarne le resistenze, ma sul traguardo è ancora Giove Caff che transita per primo. Roberto Vecchione in sediolo per conto di Holger Ehlert e della scuderia Super Fantastica. Secondo posto per Give Me Black, al terzo è Grace F.